Ma il sindaco cosa ha detto di questa sua idea? Ah, il sindaco mi ha detto ma sei matto. Non c'è niente da fare, la secessione da Treviso per Venezia è da sempre un nervo scoperto per Mogliano e moglianesi, un'idea che si ripropone ciclicamente e che puntualmente divide a metà i cittadini. Da una parte i veneziani, ovvero chi nel tempo ha lasciato la laguna per la campagna. Beh, in effetti siamo più veneziani che abitiamo qui che trevigiani. Lei si sente più veneziano che non trevigiano? Sì, decisamente, decisamente. No, io sono veneziano, ma ormai Mogliano è popolata principalmente da veneziani. È affascinante come tesi e da vedere se si può Quindi portare. lei sarebbe d'accordo? Io sono sempre stato d'accordo. Dall'altra invece chi qui c'è nato. Favorevole alla secessione per Venezia? No, No, perché? perché sto bene come adesso. Io preferirei di no. Ok, grazie. Treviso mi piace meglio. Possono farla da Marocco, da Favorita in poi, ma qua no. Grazie. Trevigiani. Molti hanno cercato la soluzione nei media, come ci conferma l'edicolante in piazza. Secondo me sono un po' divise, non è che proprio sono tutti da favore di Venezia, capito? Cioè, Io personalmente ho sempre abitato a Mestre, sono venuto a Mogliano, ma non riesco a sentire una differenza per sentirmi di una razza oppure di un'altra, insomma. Né trevigiani né veneziani, insomma, democristiani. Parecchio qua, con la tinta del rosso anche però. Insomma, questa idea di secessione non ha fatto altro che confondere ancora di più i moglianesi, che alla fine non capiscono più dove sono e magari anche chi sono. Secessione di Mogliano per Venezia, siete d'accordo? di andare sotto Treviso? No, di andare sotto Venezia, perché siete già sotto Treviso. Sì, giusto, è vero, figurati. Andiamo bene. Lei cosa ne pensa? Sono d'accordo con il mio suocero. Cioè? È che la secessione va benissimo, no? No, No, non va bene? Non ci esprimiamo. Non ci esprimiamo. Grazie. Ciao.